società che hanno accettato di partecipare e aderire a queste iniziative. Io credo che dobbiamo, in questo periodo di crisi, guardare avanti, credo che dobbiamo anche usare, cercare una sorta di collante per cercare di creare per quest'area, di trovare uno sviluppo omogeneo e concreto. C'è bisogno di operare di un progetto integrato di sviluppo locale in cui l'offerta ambientale, l'offerta turistica, l'offerta ambientale sia un tutt'uno. In questo periodo stiamo lavorando su molti terreni, in collaborazione anche con il Friuli. Non a caso questa iniziativa parte nella ricerca di un tentativo di collaborazione tra la provincia di Venezia, tra il Veneto orientale e il Friuli. Molte sono, dicevo, le iniziative che sono in corso, io ricordo alcune, ma poi sarà Violo, presidente del GAL, che è il gruppo di azione locale, a rappresentare un po' meglio quali sono i progetti che stiamo portando avanti, ma anche in Regione Friuli si sta lavorando per raggiungere questo obiettivo. Stiamo lavorando per un percorso delle abbazia, si sta lavorando per la valorizzazione del turismo fluviale, si sta lavorando per tutta una serie di iniziative che portano a identificare uno sviluppo importante per quest'area. La provincia di Venezia ha già avuto modo in 2 occasioni di presentare uno studio molto importante di valorizzazione sul turismo, è stato presentato a Cavo per la prima volta, questa sera c'è dirci ancora qualcosa dell'assessore della Perugia, e cercheremo tutti assieme di abbinare il turismo ai prodotti enogastronomici. Io credo che sia un'occasione questa per mettere le basi di un lavoro comune. Non abbiamo bisogno in questo momento di dividerci, abbiamo bisogno di stare progetti comuni, di lavorare insieme, e io credo che questa sia la strada giusta per poter raggiungere questo obiettivo. In questo momento abbiamo autorevoli personaggi politici in questo territorio, è un momento molto favorevole, non possiamo perdere questa occasione per trovare un filo conduttore che ci porti a raggiungere gli obiettivi che dicevo prima. Noi abbiamo organizzato questo talk dove ci siamo messi un po' in ombra come amministrazione comunale, nel senso che portiamo solamente il saluto. Adesso darò la parola al Presidente della Conferenza dei Sindaci e daremo la parola ai protagonisti